Siete ricollegati con lo Stadio Cupolone in Roma, dove il vostro Emis Salvador vi parla davanti a 500.000 spettatori. In questo momento l'arbitro fischia all'inizio del secondo tempo. Ecco la palla che viene manovrata da Spadolini che la passa a Forlani. Forlani a Scotti, Scotti a Rognone, Rognoni Scotti, ma come Scotto su Rognona. Ma pensa che sia Scotto bene, perché la palla va a Craxi, gliela toglie Demis, il quale inciampica e cade a terra. Molti cercano di alzare Demis, ma viene in questo momento, non riusciamo a vedere dalla nostra postazione, ma vediamo che viene portata una piccola gru in campo. Viene rialzato, riprende la palla da Craxi a Forlani, che gliela ritorna, assumendo la responsabilità di avanzare, che la dà Demita. Demita la rimanda a Craxi, Craxi, ancora Craxi, tira ma Craxi combina, la palla va fuori, rinvio di Iglesias che manda uno spiomente, dove saltano Longhi a Starita si aggrappa sul Longo, commettendo una vistosa scorrettezza, fischio dell'arbitro che comanda una punizione a favore del Montecitorio. La Starita si ribella verso l'arbitro, dimenticandosi che è già stato ammonito, interviene il capitano Iglesias, ma la Starita nonostante tutto corre verso l'arbitro, dicendogli: ma quando ti antipatiche cartellino rosso, fuori campo a Starita, i big rimangono in 10, la punizione viene calciata da Scotti, tira e scuote la rete, gol! Montecitorio 2, big 1, 24esimo del secondo tempo. In questo momento vediamo festeggiare tutta la zona che protegge il lato destro del campo. Ma riprende il gioco, la palla viene manovrata da Morandi a Daniele, diagonale sulla sinistra verso Celentano, scambio combattiato, quest'ultimo Buonomo a Merola, e Merola scarta Spadolini, riesce a dribblare Rognoni, scavalca pure Berlinguer, come un leone fa tutto da solo, ma in area di rigore, a pochi metri dal portiere viene falciato e assannato da Zanone, fischio, rigore netto. Vediamo Merola a terra, in questo momento tutti fermi, corre la massaggiatrice Marcella Dauro, ma vediamo che scuote la testa, chiamando i portantini. Speriamo che non sia nulla di grave. Vediamo i portantini Funzaroni e Belmondo caricare Merola in barella. Notiamo un silenzio in campo. Vediamo che Merola gesticola e sussurra qualcosa verso i due. Ma raccomando, chiamata na 082. Ma viene chiamato il 113 per l'ambulanza. Vediamo un applauso generale accompagnare il giocatore all'uscita del campo, che viene sostituito in questo momento da Enzo Iannacci. Il rigore viene affidato al giovane Mimmo Iannelli, che prende la rincorsa, tira, rete! Siamo sul 2-2, 40esimo del secondo tempo. Vediamo Iannelli correre verso l'allenatore Sinatra, viene abbracciato da Celentano e Battiato, e gridando ancora verso le gradinate: io verga, so bello! Il pubblico gli risponde a rima. Ecco che vediamo i tre abbraccetti dirigersi verso il centrocampo e cantano tutti in coro. Vediamo Celentano, Iannelli, Battiato, cantano insieme, si sente. Siamo l'attacco più forte del mondo. Riprende la partita in 10 ambedue le parti. Ecco che il Montecitorio parte con Scotti a Gava, Gava a Demita, Demita indietro al portiere Andreotti. Fischio del pubblico, si nota la stanchezza del Montecitorio, ma nessuna sostituzione è stata effettuata da parte di Cossiga. Si vede che così rimangono le cose, ma il gioco riprende fiaccamente. Da Andreotti a Scotti, Scotti a Longo, Longo si allunga troppo la palla, ma Dalla gliela soffia. Ecco che avanza Dalla, ancora Dalla, Dalla indietro a Iannacci, Iannacci ce la ritorna. Ecco che in questo momento Dalla avanza sulla fascia destra, lato debole del Montecitorio, e canticchiando ancora adesso che gioco a palle, in questo momento riceve una pallonata sulla palla, ma recupera Battiato, diagonale per Celentano, verso Enzo Iannacci, Iannacci, ancora Iannacci, tira, rete, 3-2 per i big, abbracciato dai suoi compagni festosamente. Iannacci sta cantando, sì. Oi vita mia, oi core, che sto core, e tutto il pubblico gli risponde in rima.